7 membri della nave umanitaria Mare Ionio Casarini, processo ai soccorsi, non ci fermeranno, prima udienza fissata il 21 ottobre. Il sito industriale del polo chimico di Porto Marghera affronta una fase decisiva, sostenibilità e riconversione. Intanto cresce la preoccupazione dei sindacati in assenza di una vera programmazione. Ennesimo incidente lungo la Romea all'altezza di Codevigo, un'auto si è scontrata contro 2 camion, miracolato l'autista che non è in pericolo di vita, illesi i camionisti. È stata fissata l'11 dicembre l'udienza preliminare nell'inchiesta Palude, chiamata a decidere quali tra i 34 imputati dovranno o meno essere sottoposti a processo. Viaggiavano in auto con 2 kg di droga i 2 ventenni veneziani fermati nel Padovano dai carabinieri. I giovani sono stati arrestati. Al via la 6ª edizione del Salone Nautico con l'omaggio delle frecce tricolori, una 5 giorni all'insegna del lusso e della valorizzazione delle tradizioni. Tempo d'estate di centri estivi che nel comune di Venezia partiranno proprio dal 7 giugno, quando finiranno le scuole. Il comune, siamo accanto alle famiglie. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca giudiziaria, perché il GUP di Ragusa rinvia a giudizio 7 membri della nave umanitaria Mare Ionio Casarini, processo ai soccorsi, non ci fermeranno. La prima udienza sta fissata per il prossimo 21 di ottobre in Sicilia, appunto al Tribunale di Ragusa. A distanza di 5 anni veniamo rinviati a giudizio sulla base di un teorema, di una vera e propria montatura politico-giudiziaria. 7 membri dell'equipaggio della nave umanitaria Mare Ionio, tra questi Luca Casarini e Giuseppe Caccia, sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato dall'averne tratto profitto. Noi rispondiamo con un sorriso intanto a questo rinvio a giudizio. Ci sarà un processo finalmente che diventerà l'occasione di un dibattito pubblico. Saremo noi a chiamare come testimoni i ministri e le autorità che hanno deciso di lasciare alla deriva in mezzo al mare 27 esseri umani. La decisione è arrivata dal GUP del Tribunale di Ragusa, Eleonora Schininnà, in seguito a un'indagine avviata nel 2020 dopo il trasbordo di 27 migranti dalla nave cargo danese Tien Maersk alla Mare Ionio. Al centro dell'accusa un versamento di 125.000 euro effettuato dalla compagnia danese alla società armatrice italiana Hydra Social Shipping, ritenuto dagli inquirenti un pagamento per il soccorso e quindi prova dell'aggravante economica. Tesi del tutto sbagliata, afferma Giuseppe Caccia. A distanza di qualche mese, la Maersk Tankers, compagnia armatoriale danese, effettuava una donazione trasparente, rendicontata, tracciabile, a favore delle attività di soccorso civile in mare di Mediterranea. Tra gli imputati, oltre al comandante Pietro Marrone, figurano esponenti di primo piano della missione umanitaria, tra cui Luca Casarini, fondatore di Mediterranea Saving Human, e il medico di bordo Agnese Colpani. Casarini ha respinto con fermezza le accuse, anzi Mediterranea raddoppia e continua la sua missione come nave di cura, solidarietà e dignità. Mediterranea raddoppia. Questa è la risposta a chi attraverso spionaggi, attraverso i servizi segreti, costruisce questi dossier, queste montature giudiziarie che poi si trasformano in processi, che si trasformano in diffamazione, che si trasformano in attacco a quello che facciamo, cioè il soccorso civile in mare. E che conferma la nostra volontà di andare avanti, di continuare a fare quello che è giusto e necessario fare, cioè salvare vite umane in mare. Il sito industriale del polo chimico di Porto Marghera affronta una fase decisiva, sostenibilità e riconversione, facendo nel frattempo aumentare le preoccupazioni dei sindacati. L'industria chimica italiana e con essa il polo strategico di Porto Marghera attraversa una fase decisiva. Il rilancio del settore passa necessariamente attraverso la modernizzazione degli impianti, puntando su innovazione e sostenibilità per aumentare la competitività e ridurre l'impatto ambientale. Si parla anche di una possibile riconversione dell'area in chiave logistica, aprendo nuovi scenari di sviluppo, e non mancano le tensioni. Le organizzazioni sindacali veneziane di CGIL e CISL e UIL hanno lanciato un duro attacco
al piano industriale di Eni Versalis, definendolo una vera e propria resa industriale. L'area di Porto di Marghera non vede nessun rilancio, Eni la sta sostanzialmente abbandonando, l'indotto sta perdendo occupazione, dai 1000 circa che erano oggi siamo sotto i 300, questo sta determinando un'emergenza occupazionale e industriale in questo territorio. Eni è un grandissimo player internazionale e su Porto Marghera deve fare investimenti, non disinvestimenti. Il timore è quello di un effetto domino a livello nazionale. La chiusura degli impianti di cracking a Brindisi e Priolo potrebbe rappresentare il colpo finale per una filiera che dà lavoro direttamente e indirettamente a centinaia di migliaia di persone. Dopo la chiusura del cracking, le promesse che erano state fatte da Eni non sono state mantenute. Dei 750 milioni di euro di investimenti negli impianti che era stato previsto, se ne vede appena una timida ombra. Alcuni impianti che immaginavano di costruire non verranno mai prodotti, ma mai messi in campo. Secondo i sindacati, la multinazionale avrebbe scelto di disimpegnarsi progressivamente dal settore, privilegiando logiche di profitto a breve termine e mettendo a rischio un intero ecosistema industriale. Le critiche si estendono anche al governo, accusato di non aver messo in campo una visione industriale capace di tutelare il settore chimico nazionale. Il problema è che questo territorio è convinto che tutto passi attraverso le grandi navi, tutti passi attraverso il turismo e i B&B di Venezia, ma questa è un'area che è nata, la sua vocazione è sempre stata di area industriale che si sta perdendo. La cronaca, ancora un incidente lungo la Romea nel comune di Codevigo, scontro tra due camion e una vettura, oggi intorno alle 12:30, l'auto, una Toyota che stava percorrendo in direzione Venezia ha invaso la corsia opposta colpendo lateralmente un primo camion per poi finire la propria corsa scontrandosi frontalmente con un altro mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso al conducente della vettura, rimasto miracolosamente ferito solo in maniera lieve. Stabilizzato, è stato portato in ospedale, non è in pericolo di vita. I conducenti dei due mezzi pesanti. Sono stati anche pesanti i disagi al traffico e alla viabilità nell'ora di punta lungo la Romea. Ed ancora a cronaca, viaggiavano in auto con 2 kg di droga i due ventenni fermati dai carabinieri. Sono stati entrambi arrestati. 24 anni lui, 21 lei, entrambi residenti in provincia di Venezia, sono la coppia di corrieri arrestati dai carabinieri della compagnia di Este durante un servizio lungo la statale 16 Adriatica. L'auto sulla quale viaggiavano è stata fermata e si è proceduto al controllo, durante il quale sono saltati fuori, nascosti in un borsone e in uno zaino, 2 kg di droga. Si tratta di oltre 1 chilo di infiorescenze di cannabis e 1,20 kg di hashish già suddiviso in panetti. A casa del 24enne i militari hanno sequestrato altra droga. Gli arrestati sono stati posti domiciliari. Gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Rovigo. E torniamo a parlare ora dell'inchiesta Palude che si è abbattuta sul comune di Venezia. L'udienza preliminare è stata fissata per l'11 dicembre, confermata l'11 luglio quella dell'ex assessore Boraso. È stata fissata l'11 dicembre l'udienza preliminare nell'inchiesta Palude, chiamata a decidere quali tra i 34 imputati, compreso il sindaco Brugnaro e il magnate cinese, dovranno essere o meno sottoposti a processo per l'accusa di concorso in corruzione che muove loro la Procura di Venezia. Resta confermata la data dell'11 luglio, quando la giudice per l'udienza preliminare Franceschetti invece dovrà decidere sui patteggiamenti per i 12 capi di corruzione per cui il legale dell'ex assessore Boraso, l'avvocato Umberto Pauro, ha concordato con la Procura una pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione e circa 300.000 euro da restituire. Sempre di 3 anni e 10 mesi di reclusione la pena concordata dagli avvocati Mandro e Sacco per l'imprenditore Daniele Bricchese e gli 8 anni e 9 mesi per l'imprenditore ormenese. Ed ora la politica con il Presidente del Senato che dal palco del Salone Nautico apre al terzo mandato per Zaia. Sentiamo. Il futuro del Veneto è nelle mani dei veneti e quindi nelle mani anche di Zaia, o soprattutto di Zaia.
Chi si aspettava il lancio di un candidato presidente di Fratelli d'Italia o quantomeno un'ipoteca politica su Palazzo Balbi è rimasto deluso. Da Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, e colonnello meloniano non solo sono uscite parole al miele nei confronti del presidente Luca Zaia, ma anche un riferimento abbastanza esplicito, seppure non espresso, al nodo giuridico del terzo mandato. Così il presidente del Senato si è espresso dal palco del Salone Nautico. Tra i migliori governatori delle regioni sicuramente il Zaia, li conoscono tutti i partiti della coalizione e c'è un problema giuridico di capire come poter continuare ad avvalersi ai massimi livelli l'Italia di Zaia, e io credo che una soluzione bisognerà trovarla col suo accordo, con la sua volontà, e quindi Zaia sicuramente una risorsa non solo per il Veneto ma per l'Italia. Insomma, una soluzione si trova, fa intendere La Russa, a pochi giorni dalle aperture proprio sul terzo mandato di Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli, altri meloniani di ferro e di prima fila. Tra indizi politici che fanno una prova, dice già qualcuno nel centrodestra. Lo stesso Zaia la scorsa settimana aveva fatto notare che ci sarebbero i tempi tecnici per una modifica legislativa prima delle elezioni d'autunno. Il nodo è cruciale e La Russa lo sa bene. Venezia è un bene dell'Italia, quindi sia qui sia in un altro posto, chi è a Venezia sa che è nel cuore dell'Italia ed è il cuore dell'Italia. Salone Nautico dunque al via con l'omaggio delle frecce tricolori, 5 giorni all'insegna del lusso e della valorizzazione delle tradizioni. Oltre 270 espositori, 300 imbarcazioni di extra lusso. Oggi all'Arsenale prende il via la 6ª edizione del Salone Nautico. A dare il via all'evento il fragoroso rombo nei cieli delle frecce tricolori, una cerimonia impreziosita dall'esibizione degli incursori della Marina Militare che si sono lanciati dal cielo per poi ammarare con maestria nella darsena dell'Arsenale, suggellando lo storico legame tra Venezia e il mare, tra tradizione e futuro, proprio come ha sottolineato il sindaco Brugnaro, che lancia un appello. Noi abbiamo finanziato, abbiamo messo proprio i soldi già per finanziarlo sia per il 2026 che per il 2027, perché è sicuro che si fa. Dopo, adesso a fine Salone annunceremo già le date del prossimo e le aziende continuano a darci fiducia, sono contente eccetera, però bisogna che la politica, perché il prossimo anno i cittadini che votano controllino i programmi, per cui annuncio già, dico che tutti, spero destra e sinistra, mettono nel programma, continuiamo a finanziare il Salone. Ecco, la stessa cosa chiedo alla Regione, no, c'è la fiera cavalli, c'è la fiera del vino, c'è anche il Salone Nautico. Magari il prossimo candidato sarebbe bello che dicesse una cosa su questa roba qua, cioè che di finanziare, di dare una mano, perché è un'industria davvero diffusa di tutto il Veneto. Al taglio del nastro, oltre al sindaco, il governatore Zaia, il presidente Zoppas, l'ammiraglio ispettore capo della Marina Militare Italiana D'Attola. Bisogna investire, dopodiché noi dobbiamo investire su delle progettualità, dopodiché gli investitori verranno selezionati in base anche alla loro affidabilità, però è fondamentale che si investa. Venezia è sempre stata una città cosmopolita, la Repubblica Veneta è sempre stata cosmopolita, lo vediamo dai diversi fondachi che abbiamo, ma lo vediamo anche banalmente dalla nostra ristorazione, che ha presente le spezie, ha presente una contaminazione che è totalmente mediterranea. A suggellare il significato strategico dell'evento per l'intero comparto nautico nazionale e internazionale, la presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa. È inutile stare a ricordare che siamo al 6º anno, sta progettando come renderla ancora più importante nei prossimi anni. È il futuro che parte da Venezia anche per il mare e per il Made in Italy. Complimenti. L'Arsenale, cuore antico della potenza navale veneziana, torna così a pulsare come centro dell'innovazione nautica. Organizzato da Vela SPA per conto del Comune, il Salone Nautico si conferma uno degli appuntamenti più importanti del panorama nautico europeo, capace di fondere eleganza, sostenibilità e innovazione. Con il supporto della Marina Militare animerà la città fino al 2 giugno. Sarà aperto dalle 10 alle 20 con un'apertura prolungata alle 22 sabato 31 maggio. Tempo d'estate di centri estivi che nel comune di Venezia partiranno dal 7 di giugno.
7 giugno, ultimo giorno di scuola, si scaldano i motori per i centri estivi nel territorio del Comune di Venezia, tantissime le realtà che apriranno le porte a centinaia e centinaia di bambini e di ragazzi. Tutto pronto per l'avvio dei centri estivi che partiranno una volta terminate le scuole. Sono preziosi supporti non solo educativi, di crescita, di sviluppo e di stimolo per i ragazzi, ma pensiamo siano anche degli utili strumenti e degli aiuti per i genitori che tendenzialmente lavorano nel periodo estivo. Per questo il Comune ha messo una cospicua somma di denaro a disposizione di associazioni, enti, realtà parrocchiali, scuole e società sportive. 1.114.000 euro. Ripeto, 1.114.000 euro sono i soldi che questa amministrazione, con questo sindaco, con questa giunta, hanno scelto di erogare ai gestori sia parrocchiali che privati che di associazioni sportive o culturali che hanno dedicato delle attività e degli sforzi per i ragazzi durante il periodo estivo. È stata inoltre creata una mappa interattiva. Trova al bottone Centri Estivi 2025 sulla prima pagina del sito del Comune di Venezia e c'è la possibilità attraverso un cursore di scorrere sulla mappa e per territorialità vedere che tipo di gestori, attività e servizi e proposte ci sono sul territorio. In occasione della 19ª edizione della Biennale d'Architettura, nello storico negozio Olivetti di Piazza San Marco, la mostra che affronta il tema sempre attuale dei rifiuti tecnologici. Il FAI presenta al negozio Olivetti in Piazza San Marco a Venezia una nuova mostra realizzata dai Forma Fantasma, il duo di designer, architetti e artisti che portano, con la cura di Bartolomeo Pietromarchi, una serie di pezzi di design realizzati appositamente con componenti di rifiuti elettronici, di macchine da calcolo obsolete. Visitabile fino al 28 settembre, la mostra è incentrata sugli arredi di design progettati dal duo di artisti, offrendo l'occasione di affrontare il tema sempre attuale dei rifiuti tecnologici. La mostra Forma Fantasma, The Shape of Things to Come, nasce da un incontro davvero eccezionale. L'incontro avviene proprio in occasione di un momento particolare, l'inaugurazione della Biennale di Architettura, che quest'anno è dedicata proprio all'incontro fra arte, scienza, tecnologia. E questa mostra nasce proprio da queste premesse, cioè da una riflessione tra un importante progetto dei Forma Fantasma che è nato nel 2017, Ore Streams, che fa una riflessione sull'impatto dei residui tecnologici nell'industria e nel design e appunto quelli che sono proprio la storia di questo luogo, ovvero di una delle aziende più importanti tecnologiche italiane, la Olivetti. La mostra informa, incuriosisce, approfondisce, educa nel pieno spirito della missione del FAI, racconta come i processi produttivi condizionano la società e la cultura, lanciando inoltre un messaggio costruttivo di fiducia nel futuro. L'intervento all'interno del negozio Olivetti è un progetto cominciato tanti anni fa, nel 2017, sull'industria degli scarti elettronici. I prodotti elettronici stanno diventando sempre presenti ovunque e questo comporta anche un aumento degli scarti di questo tipo. Il riciclo dei prodotti elettronici è estremamente complesso e quello che stiamo guardando qui all'interno del negozio Olivetti è esattamente a questo. Ovviamente ci stiamo rifacendo anche alla storia del negozio stesso, al lavoro di Adriano Olivetti che in maniera lungimirante aveva costruito dei prodotti non solo elettronici ma che veramente guardavano al futuro della tecnologia in modo del tutto sofisticato. L'intervento nel negozio quindi riflette in parte sul passato ma guarda anche al futuro delle cose e come dovrebbero essere disegnate per renderle più riparabili e soprattutto riciclabili. È tutto da Venezia, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, il consueto appuntamento con il nostro meteo e le previsioni del tempo. Arrivederci.